È stato presentato oggi il sito multilingue del Consiglio regionale. Il nuovo sito non è un semplice restyling, ma in qualche modo una rivoluzione, a dichiararlo il Presidente del Consiglio, Piero Mauro Zanin, nel corso della presentazione. È stato presentato il nuovo sito web multilingue del Consiglio regionale nella sede della Regione a Udine, presenti l'assessore regionale alle lingue minoritarie Paolo Roberti, assieme al Presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin, al Presidente di Arle Feros Cisilino e all'amministratore unico di Insiel Diego Antonini. Questa amministrazione in modo particolare sta puntando tantissimo sulle lingue minoritarie per tutta una serie di motivazioni, oltre che di carattere culturale, linguistico e identitario, come ripetiamo spesso, anche a salvaguardia della nostra stessa specialità, che trova ormai la sua esistenza sostanzialmente solo nel fatto che in Friuli Venezia Giulia si parlino 4 lingue. La realizzazione del sito web rappresenta un primo passo verso le celebrazioni dei 60 anni dello Statuto della Regione. Nel sito si trovano già le traduzioni del documento nelle 4 lingue. Terzo Consiglio regionale, dopo quello della Val d'Aosta e del Trentino Alto Adige, avere un sito dedicato proprio alle 3 lingue minoritarie, quindi il friulano, lo sloveno e il tedesco, con l'idea insomma di poter attraverso questo sensibilizzare l'attenzione dei giovani e anche dei meno giovani all'utilizzo di questa lingua che, come dicevo prima, è il fondamento della nostra specialità e quindi della nostra responsabilità e del nostro autogoverno. Quanto è importante essere presenti anche nel sito del Consiglio regionale con la lingua friulana? Assolutamente importante, perché dà alla lingua friulana quell'aspetto istituzionale che è necessario proprio per elevarne lo status.